Abbiamo provveduto a togliere le scritte con dei pennarelli con il solvente adeguato, dopodiché sono state ripristinate le stuccature dove erano stati fatti anche i graffi e adesso distribuiamo di nuovo il colore sulla parte individuata, su tutto il mancorrente in realtà bisogna distribuirlo. Perché sennò si vedrebbero i segni. Un po' di residuo si vede, poi comunque il solvente ha un po' impoverito il legante del colore precedente. Enrica Vinante è la restauratrice di Trento che si è occupata della sistemazione del Ponte Vecchio di Bassano dopo l'imbrattamento delle scorse settimane da parte di due giovani, uno di Rossano Veneto e l'altro di Montebelluna, 19 e 20 anni, avvenuto all'inizio dello scorso giugno. Una vicenda che aveva scosso e parecchio le persone, vista la concomitanza e la riconsegna alla città del restaurato monumento nazionale dopo anni di interventi. Durissimo all'epoca anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Dopo l'appello lanciato attraverso Rete Veneta, ricorderete, il gruppetto, immortalato anche in questo caso dalle telecamere di videosorveglianza, si era presentato al comando della polizia locale e si era costituito. Nello specifico 2 gli autori materiali degli imbrattamenti e degli sfregi sulle balaustre e sulle colonne, mentre la posizione degli altri 4 è al vaglio degli inquirenti. Vinante conosce bene il manufatto palladiano perché ha lavorato con la Inco di Pergine Valsugana per il restauro delle colonnine delle balaustre di legno del ponte. Per l'intera giornata quindi 2 restauratori hanno lavorato per riportare allo splendore il monumento nazionale. L'intervento sarà pagato interamente dai responsabili dei vandalismi.